No, I'm not a writer. In spiazzetta Nuni. Via. Vedi, hai visto dove abitiamo oggi? Qui? Tu hai paura che io ti porto al largo a fare il mare? Ma no, entriamo solo coi pienini. Ah, senti che bello di prima mattina. Ah, la prima mattina, guarda che bella trasparente che è. Guarda, li pescano, lì non c'è un cazzo. Come fai tu? Tu combatti le onde, brutte e cattive le onde, combattile tutte, combattile. Ah. È un buon giardino, vero Amy? È un buon giardino? Sì. Tutto per noi. Sì. Questo cane quando è in acqua mi pesta sempre i piedini e io devo stare distante da questo cane. Porca miseria. Guarda che occa. Guarda che occa. Che occa questo cane. Abbiamo paura della profondità noi. Via, 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 scappa bello, scappa. Cosa fai? Vieni qui, vieni qui. Niente, noi andiamo su. Cane matto, ha detto, qua è troppo profondo. Lì che ciccia là, guarda, guarda che ciccetta, guarda che ciccetta. Quella lì col costumino nero, la vedi? Adesso è in linea con gli scogli, sì sì sì. Ma va di là. Ah, Amy, stati via dal mare che è iniziato a esserci caos. E ce ne andiamo in campagna al lago. Sì, guarda che bello, quanto verde, guarda che non c'è nessuno. Guarda che pacchia. Eric Clapton che suona sotto e via cazzo. Aspetta che qua c'è il monaco Farelli. Vieni, vieni Amy. Si alza tutta la coda. Signora, sua mamma mucca, digli Amy. Allora guarda, noi abbiamo imbucato quella stradina lì, no? Che c'è scritto agriturismo. Il camper l'ho parcheggiato lì in una stradina, c'era un mini parcheggio in mezzo alle balle. Adesso vediamo se si può entrare col camper, nel senso se c'è spazio per girarci, altrimenti vado dove siamo andati l'altra volta. Dopo ti puntino tutto. Io ho già fatto le foto col tag GPS qua al posto e mo vediamo. Ma vedo una corriera, o sbaglio? Sembra di vedere una corriera. Vediamo più che altro se c'è una bella vista, se c'è una stradina, qualcosa, se vale la pena insomma. Sì, era meglio che prendevo la bici per fare i giri di circospezione qua così. C'era il cartello divieto di camper, di roulotte in tutto il territorio comunale. Cioè se uno praticamente ha il camper come auto, lo usa come auto, tipo me, ha il divieto di esistere qua praticamente, no? Cioè vietato esistere. Buono, molto buono. Ecco, c'è un cancello e è anche chiuso. E a destra non si può girare, sono venuto un po' più avanti per vedere se prima del cancello a destra c'era una stradina o qualcosa. Quindi niente, quindi quando vedi la scritta nella stradina agriturismo non prendere quella, adesso andiamo dall'altra parte. Vabbè, abbiamo fatto una camminata a salutare, dicono che fa bene, mi fa bene, sotto il sole cocente così. Vabbè, bisogna pure esplorare, no? Metti qua era più bello, può essere anche che era più bello, solo che appunto hanno chiuso, privatizzano tutto. Mi ricorda un testo di Thoreau, Camminare, in cui lui prevedeva, no? Che un giorno tutte cose belle, i parchi, le cascate eccetera, sarebbero state privatizzate dall'uomo, no? Cioè che tu avresti dovuto pagare per entrare, un parco divertimenti. E questa cosa mi è ritornata su quando ero andato a vedere una cascata in Slovenia, no? E là mi è riemerso il Thoreau. Guarda che bello se fosse tutto verde. Però senti quei grilli, gri, vero cane? Se fosse tutto così, esatto, proprio quello intendevo. E noi facciamo così, perché noi non facciamo così nell'asfalto, noi facciamo così quando c'è l'erbetta che ci piace, quando c'è della bella erbetta, vero Amy? Digli, bisognerebbe fare un mondo tutto così. Poi passano le pecore, come ho detto nell'altro video, e tagliano l'erba, pecore, asini, cavalli, via, tutti liberi. E fare le macchine che vadano massimo ai 50 all'ora. Cos'è? Digli, ti stressi di andare via ai 200.000 km orari.
Boh, allora ti riassumo la situazione. Noi adesso stiamo uscendo dal parcheggio dove c'era scritto agriturismo, una bella ciulata. A destra c'è l'abitazione, la vedi che l'ha nascosta dietro all'albero, la vedi? Abitazione mimetizzata. E dopo andiamo qua a sinistra, però ho visto che c'era il cancello un po' socchiuso, non so se ci si passa col camper. Casomai mi fermo un attimo, smonto e lo apro. Poi mi cupe. Guarda avanti. Boh, via, giriamoci, cazziamogli sta mega retro. Wow, potenza, perché non butto giù abitazioni altrui, ma soprattutto la mia. Boh, proviamo a entrare di là. Allora, macchine, camion, tir, bilici, no, buono. Allora, non è questa, no, è quella dopo. Ok, proviamo, vediamo quanto è stretto. Sì, è da aprire. No, ma ci siamo passati l'altra volta. Yuri, non è meglio che scendi e lo apri? No, ma se ci sono passato l'altra volta. Sì, ma scendi che così non lo strisci. Ma non rompere i coglioni, guarda. Basta entrare piano. Va bene, dai. Qua non c'è più la signora l'altra volta, quella che non capisce. Oh, guarda che c'è ancora. No, sì, guarda. Allora la vedi, adesso te lo faccio vedere. Lì c'è una specie di camper, l'hanno trasformato in un bar quello, adesso è chiuso. Ma dopo quando lo aprono si vedono i gradini, casomai se trovo il capo gli dico se mi fa entrare. Oppure andiamo a prenderci un'ombra là. Guarda, super scalozzo, più scalozzo del mio. E io direi che adesso, cane, non c'era un posto all'ombra qua. No vabbè, ma tanto la casa la lasciamo anche qua, vicino all'albero. Anzi la mettiamo proprio qua a vista lago, così e così. Anzi guarda quelli dove si sono messi. No, Dio Cristo, voglio andare anch'io di là. Cazzo, vuoi mettere? Adesso verrà qualcuno a dirmi tu non puoi perché non lo so. Aspetta, lo mandiamo al capo. Eccola, adesso mi dice no. Buongiorno, si può stare qua un paio di orette? Si può stare qua un paio di orette? Lei è socio? No. Può fare un giro a piedi? Sì. Ma intanto il camper in pacchetto. Un metodo hai ora. Bon. Vuoi fare un giro a piedi se vuoi? Sì, va buono. E ora poi, mezz'ire qua o è meglio di no? È meglio che vai in retro? Meglio che vai in retro. Che non sono ancora esperto con le manovre qua. Perché finì la gara e mi sero qua. Te sera qua dentro? Sere cadene. Però il parcheggio de A, buon. Quindi un per di ore. Oro, grazie capo. Aspetta, ven uno. Vuole fare picnic o roba del genere? No, mi butte giù. Ecco, non c'è quest'altro. Mi sto hanno detto che è suo, è casa tutta sua questa, non la dividono con noi. È tutta sua l'abitazione. Guarda perché noi non abbiamo ancora la telecamera, dobbiamo andare in retro un po' così. Attenta dove ci incazziamo l'abitazione, attenta. Ha detto non si può far picnic, ma noi ci cazziamo davanti all'abitazione nostra, hai capito? Che cazzo ce ne incula il picnic? Andiamo a fare una camminata a piedini, là io e te e io. Guarda qua, guarda che visualization. Eccola, questa è la vista della nostra casa, hai capito cane? Era più bello di là, ma c'è la gente, hai capito? La gente non vuole niente. Quanto bene stiamo noi qua. Abbiamo portato la scatolina dei giochi che era la borsa dello stabilizzatore, no? Forse non l'ho buttata via, che così ci sta lo stabilizzatore, la GoPro, 2 o 3 cazzatine, tutte le batterie, macchina fotografica, GoPro, stabilizzatore, cavetti, bella robusta, cioè robusta, sta in zaino da Dio, vero cane? Andiamo anche a mangiare fra un po' e andiamo a mangiare, c'ho fame. Bisognerebbe andare a far pappe, però, cioè no dai, guarda, come fai ad andare a far pappe? Quanto bene si sta qua. Guarda che c'è un airone. Ciao airone, che sbatti le airone. Che pacchia, E tutti al mare, ingrumarsi, io te qua. Con sto silenzio, in riva al lago. Bedu cane, bedu. E lasciamo gli altri al mare, dai. Noi ci siamo andati stamattina. Questo cagnolino. Fai nanna? Fai nanna? Andiamo a mangiare pappe di Emi. La parola magica, pappe di Emi, Io so.
Bisogna alzarsi, bisogna andare a mangiare pappe, cioè bisogna. Ho fame e mi sto pisciando addosso. Però qua stavo troppo bene. Sono andati via tutti, sono andati via i pescatori. Sì, sono andati via i pescatori, non c'è più nessuno. C'è solo la mia abitazione là, la vedi lì in fondo, tra gli alberi. Solo io sono rimasto. E voi? Via tutti al mare a mostrare le chiappe chiare. Vero cane? Perché noi gli mostriamo le chiappe chiare. No, non è il caso, dai. Boh, un problema pipì risolto. Fatto qua. E adesso dai, andiamo a mangiare. Cane, andiamo a mangiare pappe e andiamo a vedere anche il coso lì, il camper bar. Cazzo, che figata, solo io ragazzi, solo io. Oh vecchio, va che roba. Miseria. Boh. Sì, io è cane pericoloso. Quello a cani? No, bene. Sì, cammina come avesse un cane, perché c'è la camminata da padrone di cane, capisci? Quello sta camminando come... no, sarà ubriaco e basta. Comunque, praticamente, il pesce che ha appena saltato, che bello. Allora, guarda che roba. Allora, qua funziona, ecco, ho finito anche la batteria dello stabilizzatore, adesso le cambio. Comunque qua funziona che se vuoi uccidere i pesci puoi parcheggiare là, che è bello, no? Perché c'erano gli altri parcheggiati. E se invece non devi uccidere nessuno, niente. Cos'hai, Emmy? Ce l'hai su con la vespa. Sto cane che attacca baruffa anche con le vespe. Vedi, guarda che fuori. Col tetto, come aveva detto Fabrizio, no? Incatramato, cementato, che fuori. Comunque dentro c'è il frigo grande, i tavolini, che adesso non si vede, è chiuso. Bello dentro avanti, molto bello. Comunque hanno detto che non si poteva fare il picnic, ma adesso non c'è più nessuno. Quindi noi e Emmy ci mangiamo gli avanzi della pizza in riva al lago. Manca massa, guarda che roba. Pare che non mangio là in riva al lago sotto la quercia, minimo. Che vita di merda, cane. Sì. Vuoi venire qua nella mia stuoia? Oh, bello il discorso, Coca-Cola bella fredda, perché adesso ho provato il frigo. Vero cane che ho provato il frigo? Sì, guarda che faccia da approvazione. Vai, sbadiglia. Faccia a sonno, guarda che faccia a sonno. Sì, ci mette una vita a raffreddare, però boh, sarà che non ho acceso la ventola, che quando me l'avevano provata avevano acceso anche la ventola, no? C'è una ventolina per il coso, per il frigo. E questo a gas, no? E a corrente, col 12 volt in corsa, porca miseria, mi pianta il veicolo. Cazzo, mi toglierà 60 cavalli su 80 che ne ho. Vabbè. Sì, no, in montagna col cazzo che tengo il frigo acceso in corsa. Cioè, quello voglio dire, in pianura, vabbè, vai via tranquillo. Guarda che bell'alberello, mi sono scelto, guarda che roba. Se è una quercia, boh, non me ne intendo di alberi. Però è un cazzo figata. Sì. Adesso, porca miseria, il libro devo prendermi. Vabbè, allora facciamo così. Cane, andiamo a mangiare pappe di Emmy. Io mi bevo il caffè e mi porto qua il libro. C'è un venticello, un freschetto che non hai neanche idea che bene che si sta. Lì al mare si soffocava, cioè c'era l'affa e tutto quanto. Qua si sta veramente un paradiso, cazzo. Comunque, sono strafelice di sta stuoietta che mi hanno regalato, perché col discorso che ci monta sopra anche cane pericoloso, aspetta che ho dimenticato il piatto, e l'asciugamano me lo sporca subito, cioè dura 2 minuti. Vero cane? Sono un cane sporco te. E così quella la posso usare ovunque per buttarmi nei sassi, arriva ai torrenti, ai ruscelli. Senti che arietta, ragazzo, mamma mia. Che robe sovrannaturali, si sta da Dio. La cosa bella è che sono da solo, cioè in tutti i video che io vado in giro ti faccio vedere il posto, ogni volta cosa ti dico? Oh, ci sono solo io. E il cane è pericoloso, ben si intenda. Cane, andiamo? Andiamo a mangiare pappe di Emmy? Andiamo a mangiare pappe di Emmy. Pappe di Emmy. Molto buone pappe di Emmy. Lei esplora tutto. Allora, io mi bevo il caffè in riva al lago. E il cane lo facciamo mangiare in riva al lago. Dai, povero. Vieni, Emmy. Andiamo a mangiare pappe. Pappe di cane molto pericoloso. Sei felice che c'hai le tue pappe qua? Guarda, mangiati le tue pappe e io mi ciulo il mio caffè. Anche massa. Io però un giretto qua lo volevo fare, che qua si fa, non ci si arriva perché è legata lì con la catena corta, quindi niente. Emmy, cosa serve? Cos'è quella roba? Boh. Vabbè,
Allora adesso vedi quell'albero lì, quello grande, quello forse è quercia. Là è dove siamo, con la stuietta lì, Librethaus e via, accidenti. No, qua c'è effettivamente il sole, picchia un pochino, ma sotto l'albero, guarda, sotto l'albero si sta da Dio. Vero cane che si sta da Dio. Dopo chiediti perché prendiamo sempre le zecche, eh? Beh, anch'io posso spostarmi anche di qua. Ha vari programmi lo stabilizzatore qua, devo ancora capire però questo cos'è, cioè boh, quello che tiene il nord, perché vedi tu giri e lui resta boh, non sacci. Guarda, pieghi, giri, boh, che leggo il manuale. Amy, io ho pensato che se c'è una bella giornata così che non c'è nessuno e possiamo fare il picnic qua, e sì, perché no, con gli altri zingari, che figata. Cosa dici, Amy? Facciamo il picnic qua, eh? Con vento anche, viene anche vento, eh? Ha detto, ma io lo sto già facendo, io ho già mangiato prima le mie cose pericolose, da cane pericoloso. C'è una pace e un benessere in questo momento che mette quasi inquietudine, cioè nel senso che nella pace non riesci a trovare pace, stai talmente bene che cerchi un qualcosa da fare, no? Ma in realtà stai già facendo qualcosa, ti stai godendo questi attimi, no? Che sogni sempre, no? Sai, sdraiarsi in riva al lago con questa arietta da film veramente che ti passano i capelli, poi ce l'hai e ti senti tutto irrequieto, no? Impalpabile psiche umana. Cioè praticamente mi verrebbe da leggere il libro, però se leggo il libro mi sembra di perdere il panorama, ma se mi ciuccio il panorama ho la voglia di fare qualcosa, tipo leggere un libro, no? Cioè va avanti così fin stasera. Buono. Si sta bene di cane. Una roba indescrivibile farsi la doccia in camper, senti che arietta. Ho l'asciugamano, non preoccuparti. Ai, che figata. Cioè tu sei dove vuoi e ti fai la doccia. Bellissimo, cazzo. Stupendo. Bene, molto bene. Perché così ho lavato l'abitazione. Opla, adesso vado nel veicolo. Ho lavato i piatti, lavato myself e adesso via. Vado a caricare l'acqua perché fatta caso ho finito l'acqua. Comunque no, è stata una giornata troppo rilassante, cioè, ho bisogno di un po' di rotture di coglioni, andrò a buttarmi in mezzo al traffico, farò qualcosa, insomma.